Buongiorno a tutti, benvenuti. Direi che gli onori di casa li facciamo fare al vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco, che vi potrà dare il benvenuto a questa conferenza stampa che a mio modo di vedere è molto importante per il territorio bellunese e vado oltre l'intero territorio regionale. Grazie Silvia, intanto per noi è veramente un onore e orgoglio presentare la manifestazione di un territorio dove tra l'altro siamo stati qualche giorno fa, ecco, non a questi livelli, molto più in basso, e siamo contenti che questo tipo di manifestazioni avvengano sul territorio del Veneto perché valorizzano naturalmente anche dal punto di vista turistico. Qui c'è il vicepresidente della Regione Veneto con delega al turismo, la valorizzazione anche turistica, non solo sportiva, di un territorio che fa dello sport insomma una sua forza prioritaria. Qui ci sono tre ovviamente tipologie di impegni sportivi che dopo vi spiegheranno meglio, ma vi diamo intanto il benvenuto e lascerei la parola a Silvia che conduce la presentazione. Grazie. Grazie al vicepresidente. Abbiamo però un altro vicepresidente, Lucas Pavanetto, soprattutto per quanto riguarda la sua delega al turismo, perché come ha detto benissimo Francesco, lo sport è sicuramente un valore aggiunto, ma un valore aggiunto in questi casi perché riesce a far scoprire un territorio, il territorio del Cadore, in particolare di Auronzo di Cadore, che ha dimostrato negli anni di essere un ottimo teatro per le competizioni sportive. In questo caso abbiamo un triathlon, poi il presidente di Pedali di Marca potrà esplicitarlo ulteriormente, però che vede veramente un impegno a tutto tondo da parte del territorio. Prego Lucas. Allora, grazie alla consigliera Calligaro per questa opportunità, grazie al vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco per la presenza e per gli onori di casa e i saluti. Ringrazio gli organizzatori che sono presenti e coloro che ci seguono. Io porto il saluto della Giunta regionale su un tema che è fondamentale perché qui si uniscono diverse realtà che sono quelle delle Dolomiti, quindi della valorizzazione di un territorio molto vasto e molto importante per la nostra regione dal punto di vista turistico, culturale, ambientale e soprattutto culturale e folcloristico, perché rappresenta qualcosa di diverso rispetto agli altri territori, ma che in pochi chilometri riesce ad essere anche variegato, vista insomma la particolarità dei comuni che lo compongono. Ringrazio Silvia che lo fa non solo da consigliere regionale oggi del Veneto, ma lo fa in duplice veste, sia da ex sindaco, quindi da amministratore del territorio, ma anche di donna di sport, insomma l'abbiamo vista in più occasioni su questo, quindi insomma... No, su questo insomma, abbiamo visto diverse iniziative sul suo territorio e questo ci tengo a rimarcarlo. Prova ne è che insomma, la politica non è solo diciamo, parlare, ma è anche il fare. Al di là di questo, la Regione del Veneto oggi rappresenta è la prima regione turistica d'Italia con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi nel 2025. Oggi, già nei primi 6 mesi dell'anno, è un dato, lo avete visto anche in questi giorni dalle comunicazioni, il turismo è in crescita, ma quello che ci tengo a ribadire è che non stiamo parlando di turismo del Veneto, ma di turismi del Veneto. Questo tra l'altro è un'accezione che stiamo facendo e stiamo portando avanti con il ministro Gianmarco Mazzi, che su questo tema sta investendo molto, uomo di cultura proveniente insomma dall'esperienza di sottosegretario alla cultura, oggi invece al turismo, e quindi si mettono insieme diverse realtà, quella del turismo dello sport, del turismo della cultura, del turismo del benessere, del balneare, della montagna, del mare, dei laghi, delle città d'arte. Ecco, il nostro è un territorio molto vasto, un territorio che in meno di 2 ore porta dalla laguna di Venezia alle Dolomiti, e lo abbiamo visto soprattutto in questo ultimo periodo con Casa Veneto, e protagonista insomma ne sono state proprio le montagne che abbiamo visto e che stiamo vedendo tra l'altro alle nostre spalle, quindi un territorio che è stato diciamo messo in risalto a livello mondiale, e spero che questo insomma possa essere ancora da volano ancora di più per un territorio come quello montano-veneto, che può dare ancora di più. Però ripeto che quell'investimento che noi stiamo facendo in termini di turismo va anche e passa attraverso lo sport non solo per quello che riesce a raggruppare a livello territoriale e locale. Spesso e volentieri noi quando parliamo di manifestazioni sportive le releghiamo ad una cerchia
ristretta, insomma, di chi vicino a casa partecipa a queste iniziative. Su queste manifestazioni spesso vediamo che i partecipanti arrivano non solo da tutta la regione, ma da fuori regione, a volte anche dagli altri stati, perché sono non solo la competizione, che magari può essere importante all'interno di un circuito, che naturalmente vede, insomma, i professionisti abilitarsi in questo mondo, ma abbiamo anche l'opportunità di offrire, diciamo, un panorama e un territorio diverso rispetto a molti altri, e quindi apprezzato per questo. In Regione Veneto ne abbiamo molti esempi, oggi siamo a presentare, insomma, quello del Cadore. Quindi grazie Silvia, grazie agli organizzatori, e adesso, insomma, vediamo le particolarità di questo evento. Grazie al vicepresidente Pavanetto. Penso che adesso, dopo le parole, ci sia necessità di toccare con mano quella che sarà la gara, la G3 Lavaredo, e quindi direi che il video di presentazione può raccontare effettivamente la bellezza del territorio e della competizione. Allora, come avete visto dalla presentazione, è From the Lake to the Sky, e dal lago di Santa Caterina, quindi dal centro di Auronzo di Cadore, si arriva alle 3 cime di Lavaredo, tappa iconica, arrivo anche del Giro d'Italia, e direi che proprio per fare gli onori di casa di quello che è Auronzo, il territorio del comune di Auronzo, che è sicuramente sede di importantissimi eventi sportivi, chiamo Dario Veceglio, il sindaco. Grazie Silvia, grazie al Consiglio regionale Veneto, grazie anche alla Giunta che ci sta coadiuvando in questa bellissima operazione. Posso dire una cosa, guardando le immagini che abbiamo visto poco fa alle mie spalle, alle nostre spalle, siamo fortunati, viviamo in un territorio meraviglioso, ce lo diciamo tutti i giorni, però ancora non siamo in grado di dare ulteriore valore.
Noi attraverso queste tipo di manifestazioni noi cerchiamo di creare valore per la nostra economia, perché la nostra economia è prevalentemente basata sul turismo, quindi si parla di posti di lavoro per famiglie, imprese, ragazzi che restano, vivono la montagna, e noi cerchiamo di dare l'opportunità loro di poter continuare su questa strada che abbiamo intrapreso assieme a Pedali di Marca, insieme alla consigliera Silvia Calligaro, insieme a tutti coloro che ci danno una mano per far sì che queste cose poi si realizzino. E devo dire che ogni volta che vedo le tre cime, il lago di Misurino e la mia casa, mi emoziona, perché la vivo in maniera molto personale questa cosa, e la vivo con il cuore di un montanaro che ha passione della propria terra d'origine, la vive quotidianamente, problemi annessi e connessi, però guardando in faccia le persone, cercando di risolvere quelle che sono le difficoltà del vivere in montagna. Noi, avendo avviato questo progetto insieme a chi ha collaborato, Pedali di Marca in particolare, vogliamo far conoscere il nostro territorio attraverso lo sport, vogliamo far conoscere il territorio attraverso delle pratiche sane che ci portano gente sana, che ha passione e anche il rispetto della montagna. E i numeri ci stanno dando ragione, ci stanno dando, come diceva in precedenza l'assessore, viviamo di più parti di turismi differenziati all'interno della nostra regione. Noi siamo una di queste parti, cerchiamo di fare il meglio affinché questo avvenga nel nostro territorio. Cerchiamo di fare sempre un lavoro di squadra insieme ai comuni limitrofi, ai territori con i quali vogliamo collaborare, tante volte non è così semplice, però perché ci crediamo. Come diceva Silvia in precedenza, noi lavoriamo per il nostro territorio, lavoriamo con passione, quindi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, e i risultati piano piano, con una gran voglia di fare, con la grinta che tante volte ci contraddistingue, i risultati li otteniamo. Quindi io ringrazio il Consiglio regionale, la persona del vicepresidente, ringrazio anche la Giunta che ci stanno dando supporto. Invito tutti a venire a visitare le nostre montagne, che per noi sono, come diciamo sempre, ce le abbiamo nel cuore, e pertanto possiamo ritenerci fortunati di vivere ed amministrare le nostre terre. Grazie al sindaco Dario Vecelio. C'è da dire che per ogni fatto c'è sempre un responsabile, un colpevole. In questo caso il colpevole è Massimo Panighel, presidente di Pedali di Marca. Rispetto alla sua fedina penale, rispetto alle colpe di vari eventi sportivi, ha un palmarès di tutto rispetto. Se devo guardare al territorio di Auronzo, penso semplicemente alla Trepic, che è stato un evento della mountain bike appunto epico. Ha richiamato un sacco di atleti che tuttora visitano Auronzo e percorrono quei sentieri, perché la risonanza di questo evento è andata ben oltre i confini della provincia di Belluno o del Veneto. È reduce dalla grande fatica rispetto a un'altra competizione gravel sempre sul territorio della provincia di Belluno e sconfinato nella provincia di Bolzano, e penso che Massimo abbia il grande pregio di andare oltre, di non vedere ostacoli nel mondo dello sport e nemmeno nel mondo degli eventi, e quindi l'asticella la pone sempre più in alto, cercando di superarsi, e fortunatamente ha trovato al proprio fianco un'amministrazione lungimirante e che ha scommesso insieme a Massimo sulla valorizzazione del territorio. L'ho detto prima davanti a un caffè, è bellissimo arrivare ad Auronzo e vedere un sacco di sportivi per strada, perché è un bellissimo biglietto da visita anche per chi magari non è appassionato di ciclismo oppure di triathlon in questo caso, però effettivamente riesce a dare un'immagine di un territorio vivo, di un territorio da scoprire a 360 gradi, perché lo diciamo sempre, la pratica dello sport è sana anche da un punto di vista sociale, perché tutti i ragazzi che praticano sport di fatto hanno anche un rendimento scolastico migliore, quindi penso che questi eventi debbano essere portati veramente in palmo di mano e essere pubblicizzati il più possibile. Però ecco a voi il colpevole, il presidente di Pedali di Marca, Massimo Panighel, che ringrazio veramente di cuore, e rimango con il cruccio, però lo dico qua, di fare anche un'altra gara,
perché se ben ricordi, tra le varie cose di cui abbiamo parlato negli anni c'era anche la Magnifica. Quindi proprio oggi, dove balza agli onori della cronaca anche il primo stralcio di appalto per la ciclabile del Centro Cadore, direi che possiamo anche gettare un seme per la Magnifica. Grazie a tutti, buongiorno, grazie Silvia perché mi hai fatto una presentazione che mi onora. Sei avvocato, vedo che non ti dimentichi nulla, ti ricordi tutto benissimo. Ti ricordo che GT3 nasce il 22 ottobre del 2018, lo ricordo perché era il giorno del mio compleanno nel tuo studio, e GT stava a significare Grand Tour, perché l'idea era quella di portare lo sport attorno alle tre cime di Lavaredo. Si parla sempre di fare squadra, di fare sinergia, di lavorare diretti e quello era l'obiettivo. Dopo purtroppo, prima Vaia, poi la pandemia, ci hanno bloccato in questo progetto che non è mai morto. Ci abbiamo sempre lavorato e ha visto quest'anno appunto prendere luce con due importantissimi eventi. Uno è stato la GT3 Lavaredo Gravel World Series, che è stata una delle due tappe italiane valevoli per le qualificazioni ai campionati del mondo e ai campionati europei di gravel, che è questa manifestazione, questa disciplina che ha preso forza negli ultimi anni e sta portando numeri grandissimi. È una manifestazione che ha visto partire oltre 700 atleti in rappresentanza di 28 nazioni, quindi è stato l'edizione 0 e se questa è stata l'edizione 0 siamo partiti molto bene. L'altra cosa era questo sogno, questo From the Lake to the Sky, come hai ben ricordato prima, che è un sogno che ho sempre avuto vedendo dal lago di Auronzo il rifugio Auronzo alle tre cime, e mi sono sempre detto perché non partire da qui e arrivare lassù. Sì, ci eravamo arrivati col mondiale di mountain bike del 2018, però volevamo fare un qualcosa di più, e visto che l'hai detto che ci piace alzare l'asticella, avere sempre delle sfide nuove, e quindi abbiamo proposto questo unico triathlon in alta montagna nelle Dolomiti, l'unico triathlon in Italia dove si può correre con la gravel, non solo con la mountain bike, e l'unico triathlon nelle Dolomiti, perché abbiamo l'orgoglio di dire che il progetto GT3 Lavaredo è unico nel suo genere nelle Dolomiti, sia per quanto riguarda la manifestazione gravel che per la gara di triathlon. Al tempo del video, era agosto dello scorso anno, la gara era di una giornata, quindi la domenica, quindi questa partenza da Auronzo e dopo la frazione di nuoto nel lago di Santa Caterina, la frazione bici in salita per arrivare al lago di Misurina e l'ultimo cambio per arrivare al rifugio Auronzo correndo il sentiero 101 ai piedi dei Cadini. La federazione triathlon, la FITRI, è rimasta talmente folgorata di questo progetto completamente innovativo che ci ha chiesto anche di poter realizzare una gara di contorno il sabato per rendere più completo anche il calendario, e quindi il sabato si correrà un percorso cross country tutto attorno al lago di Auronzo, che farà parte anche del campionato nazionale cross country. Quindi abbiamo preparato veramente un evento a tutto tondo, abbiamo 400 iscritti, possono sembrare numeri piccoli rispetto a altre manifestazioni, ma sono numeri enormi se pensiamo alla tipologia di evento. Ripeto, è un triathlon in salita, già il triathlon è impegnativo di suo, farlo in salita sarà una grandissima sfida. Sono già 2 settimane che c'è gente che viene a provare il lago, perché quella era l'incognita, si nuota in un lago alpino, c'è gente che sta provando la parte di corsa, perché un discorso è correre in pianura, un discorso è fare un trail, perché non è una corsa semplice, ma è un trail in montagna, e lo stesso anche la novità di provare una ciclabile meravigliosa, tenuta veramente in modo eccellente da parte dell'amministrazione comunale, con queste nuove bici, queste gravel che danno la possibilità di performare. Io aggiungerei che sì, abbiamo dei grandi alleati, l'amministrazione in primis, però io posso dire che ho la fortuna in 20 anni di essere venuto più volte sia qui al Ferrofini che a Palazzo Balbi per presentare questi eventi, perché il Pedali di Marca comunque ha portato in Veneto 4 campionati del mondo, un campionato europeo e 6 campionati del mondo. La prossima sfida, dopo il miracolo del 2023 con il campionato Gravel a Pieve Soligo, sarà il campionato del mondo di ciclocross a Treviso nel 2029, quindi
Noi sappiamo di essere un'arma importante a disposizione del territorio, perché abbiamo competenze, abbiamo tanta passione, siamo tutti volontari, siamo una ASD, però non è sufficiente quello. Abbiamo trovato un territorio che crede fortemente nello sport e ha visto che attraverso il turismo sportivo ci si può proporre in modo fondamentale non solo al pubblico italiano ma al pubblico internazionale. Grazie Massimo. Penso che questo evento richiami appunto un sacco di sportivi che effettivamente a livello turistico Auronzo e i paesi limitrofi siano sold out per il prossimo fine settimana. Ringrazio Massimo, ma ho fatto un'ottima presentazione di Massimo semplicemente perché mi ha dato la medaglia del finisher, quindi potrò rivendermi per far finta di aver partecipato alla prima edizione della GT3 Lavaredo, perché qua lo possiamo dire perché tanto ormai ho già dato forfait. Quando è nata quest'idea, scherzando, Massimo ne avevamo parlato, aveva detto beh, potresti essere il primo politico a fare il triathlon. Ma visto che mi ha già dato la medaglia del finisher, non ho nessun bisogno di fare effettivamente la gara. Quindi ringrazio Massimo, ringrazio tutti perché davvero è un grandissimo onore avere questo evento sul territorio. Ricordo che poi nei prossimi mesi ci saranno altri eventi sportivi. Arriviamo da un fitto calendario anche di trail, con il trail delle Longane, il trail dei Maghe, poi passeremo con la Camignada Poi si rifuge, poi faremo il trail del Tudaio, quindi assolutamente la provincia di Belluno si conferma una provincia interamente montana, come lo diciamo sempre, lo dice anche la legge 25, ma sicuramente anche una provincia interamente sportiva. Grazie.